Però l'impegno è in un sistema bipolare, in questo senso. Io domenica vado a votare le primarie. Lei va a votare le primarie? Io vado a votare le primarie, per quale ragione? Io non voto il segretario in sé. Io vado a votare nel mio Molise, vado a votare il candidato Frattura, ma rispetterò qualsiasi delle tre candidature, perché a me parlano tre persone che comunque rappresentano facce nuove. Posso farle la domanda successiva? Va a votare domenica? Io glielo chiedo, poi magari non. Ma Per chi vota? Il cittadino Antonio Di Pietro, per non chi mi vota? sono mai avvalso da facoltà di non rispondere. Perfetto, il cittadino Antonio Di Pietro per chi vota? Renzi, il cittadino Civati imputato oppure no? Antonio Di Pietro in politica. Molte delle persone davanti a lei se ne sono avvalse a suo tempo. Abbia tempo, sì. Allora, ripeto, io vado a votare in Molise, dove il delegato all'Assemblea nazionale si chiama Paolo Frattura. Quindi Paolo Frattura è anche presidente della regione Molise ed è presidente della regione Molise insieme all'Italia dei Valori. E l'Italia dei Valori è una delle forze fondamentali che regge la sua coalizione. Io non posso che stare con lui perché rappresenta appunto quella coalizione che io sto appoggiando, quella leadership che io sto appoggiando. Paolo Frattura a sua volta appoggia Renzi e quindi come tale in quell'area noi ci stiamo riconoscendo. Però voglio lanciare in questo momento un messaggio molto importante. Ci sono gli altri due candidati, Cooperlo e Civati. Io ritengo che siano due candidati di estremissima qualità, tanto è vero che ci sono dei circoli dell'Italia dei Valori a Milazzo e da altre parti che andranno a votare scegliendo altri candidati. Io l'appello che faccio agli elettori, ai cittadini, chi si vuole riconoscere in quest'area vada a votare, scelga secondo coscienza e secondo quello che gli piace di più. Io ho fatto questa scelta, ma non impongo queste scelte ad altri. L'interessante però è che siamo noi che ci riappropriamo della politica e andiamo a fare una scelta di campo. Io, qualunque sarà il risultato, cercherò di costruire come Italia dei Valori un'alleanza di governo e non solo di protesta, perché ripeto, la protesta che ho già fatto arrivando al 10% serve per essere un punto di riferimento della rabbia dei cittadini. Ma la rabbia dei cittadini fra poco sfascia le vetrine e incendia le macchine se non gli diamo una risposta.